Inizieremo il lavoro duro che c'è da fare nella formazione delle commissioni, ai quali abbiamo già un'idea di come affrontarle, contatti con i vari esterni perché ci devono essere, perché 10 persone sicuramente non basteranno per fare tutto ciò di cui ha bisogno il Comitato Veneto, e cercheremo di confrontarci fin da subito, assolutamente sì. Anche, mi viene da dire con onestà, con la passata gestione, perché è fondamentale. Cioè noi ci siamo presentati adducendo il fatto che non volevamo cambiare il mondo, ma rispettare quello che è stato fatto fino adesso e farlo con le dovute caratteristiche, con le dovute possibilità che ci verranno offerte poi anche da parte dell'altra squadra. Che eredità raccogliete dalla passata gestione? Ma sicuramente un comitato in forza, un comitato in forma, un comitato che ha delle possibilità economiche. Le commissioni sono quelle, non ce le dobbiamo inventare, ma forse sì, come ho detto, integrare con qualche altra attività. Dobbiamo soltanto limare qualche cosina. Dobbiamo confrontarci, dobbiamo sviluppare dei programmi fin da subito, quindi massima fiducia a tutti gli atleti che ci sono, massima fiducia a tutti i tecnici che ci sono e a tutti quelli che fino ad oggi hanno collaborato e magari continueranno a farlo finché non ci sarà un passaggio di consegne.